Buonasera a tutti, oggi è giovedì 28 novembre e con oggi sono 189 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come potete vedere sono sempre all'interno di questo riparo di fortuna che sono riuscito a creare a circa 35-45 metri d'altezza su questa gru e incredibilmente oggi, come potete vedere, non c'è proprio, non si muove foglia, non c'è un filo di vento e non piove e, e- e la temperatura è anche abbastanza accettabile, non, fa freddo ma è ancora sopportabile. E questo è incredibile, per me è già veramente un grande regalo. Evidentemente forse questo grande spirito che tutto vede e tutto sa, in qualche modo cerca di rendermela meno dura e mi sta aiutando anche lui in questa manifestazione così estrema. E, oggi, come sapete, a Trieste, in Piazza Unità, è andato in scena questo grottesco spettacolo dell'accensione delle luci, questo grottesco ipocrita spettacolo, no? Delle luci natalizie, da parte dell'attore numero uno di questa città, il sindaco Roberto Di Piazza, ormai famoso in tutto il mondo per i suoi diti medi e per i suoi saluti fascisti e per spaccare le bandierine con violenza dalle mani di gente pacifica, insomma. E questo e il super attore ha fatto anche un discorso, no? In questo clima del vogliamoci tutti bene, siamo tutti bravi, belli, buoni, coscienziosi e soprattutto umani, no? Ha parlato alla sua platea insieme alla sua corte di assessori e consiglieri. E insomma, però, come sapete, in questi giorni io insieme a alcuni amici e sostenitori suoniamo questa trombettina, no? E questa cosa ovviamente l'abbiamo fatta anche oggi, proprio per ricordare ai nostri umani e coscienziosi amministratori di Trieste, che c'è un essere umano sulla crua, cioè vuol dire al di là delle finzioni, poi ci sono anche le cose reali e che quella persona da 6 mesi sulla gru a causa loro e sta rischiando la vita e la salute a causa proprio della loro inerzia e della loro incompetenza e delle loro furberie, no? E questa cosa evidentemente li doveva disturbare un pochino, no? Strideva un po' con questo clima così di teatro, no? Di finzione, evidentemente disturbava, no? Lo spettacolo e quindi hanno pensato bene, adesso ve la dico come mi è stata riportata, uso il condizionale perché questa notizia che vi do non è certa, no? Ho ricevuto una telefonata e mi hanno raccontato che sarebbe successa questa cosa, e questa cosa è che il sindaco e il prefetto sembra che siano stati talmente così infastiditi da queste trombettine così. Poi pensate queste trombettine che sono degli oggetti veramente di plastica, di un innocuo, di una semplicità pazzesca, quanta paura fanno, no? E quanto siano in realtà terrorizzati e spaventati da tutto ciò che ricorda che cosa sono, no? E questa cosa li terrorizza peggio di un Kalashnikov, no? E non avendo argomenti, no? Per poter silenziare anche questa cosa, no? Perché ci hanno provato in questi giorni a silenziarla. Il sindaco aveva mandato anche degli energumeni dal comune in divisa per silenziare questi musicisti.
E poiché loro erano in possesso di un permesso da parte della questura, ovviamente non hanno potuto fare niente che tornare indietro e i musicisti hanno ovviamente continuato a suonare. Però allora questa cosa deve averli molto disturbati, devono aver rimurginato molto. Come facciamo a silenziare questa cosa? Allora hanno suggerito al questore, il questore Giuseppe Petronzi, di trovare appunto un escamotage che sarebbe quello che queste trombette potrebbero essere pericolose per il traffico stradale e causa di incidenti. Quindi sarebbe utile spostarli verso la zona dell'Ursus. Adesso potete capire che questa cosa detta proprio così come mi è stata riferita fa già sorridere, no? Anche perché non è che uno dice ma scusa, ma se sono pericolose in Piazza Unità, sono pericolose ovunque le si mettano, perché ovunque ci sono strade, no? E quindi sembra che il questore si sia rifiutato di accettare una cosa del genere e abbia rimandato la patata bollente al mittente, cioè al questore, al prefetto e al sindaco. E che abbia anche risposto: sentite, invece di pensare alle trombette, vedete di pensare a risolvere i problemi, che lì c'è una persona pacifica che sappiamo tutti che è una brava persona e che l'avete messa in croce per colpa vostra, e quindi vedete di risolvere i problemi invece di crearli e di pensare alle trombette, no? Adesso io non so se sia andata veramente così, ma se è andata così, insomma, mi farebbe molto piacere, perché questa sarebbe la dimostrazione che ancora ci sono persone di queste istituzioni nazionali e triestine ancora a un livello di decenza umana e di serietà istituzionale, no? Insomma, lui ha detto: guardate, cioè, insomma, voi state coglionando me, io dovrei coglionare con una cazzata del genere di Finizio, proprio anche non ci sto, insomma, no? E quindi, ma è anche vero che però devo dire la verità, che se ne dica, poi io devo dire che la questura di Trieste si è sempre schierata dalla mia parte, anche perché è l'organo istituzionale più informato dei fatti. Lo ricordo, l'ho sempre detto, ho sempre rigorosamente informato di tutte le mie mosse, di tutto quello, di tutte le persone che incontravo, di quello che mi dicevano, di tutti i politici che incontravo, ovviamente, di quello che mi dicevano, di quello che io dicevo, e sapevano che tutto veniva rigorosamente registrato, e quindi loro la storia la conoscono fin dall'inizio, la conoscono molto bene e sanno le schifezze che hanno fatto in questo comune, che ha fatto questo sindaco, e devo dire che sono quelli anche che si sono spesi molto per darmi una mano e per appunto portare a termine anche quel famoso tavolo tecnico che si doveva fare con la questura scusate, con la prefettura e con il sindaco, che poi non è andato mai a termine, no? Però devo dire la questura si era prodigata parecchio, perciò che questa vicenda prendesse una piega pacifica, onesta, e si chiudesse in maniera decente, umana, insomma, e quindi non mi stupisco, insomma, che se il questore abbia risposto in questa maniera, insomma. Però questo tanto per dirvi quanto dà fastidio può dare un semplice strumento, no? Cioè, tutte le proteste pacifiche, no? Loro vorrebbero silenziare, no? Invece di risolvere il problema tengono una persona 6 mesi su una gru, dopo averla massacrata, e la tengono per 6 mesi sulla gru, poi vorrebbero silenziarla,
città, vorrebbero coprirla, no? Abbiamo visto quello che hanno fatto questo sindaco, no? Con i suoi troll, con i suoi odiatori, no? Cioè, pensate che mezzi vigliacchi, no? Qualsiasi cosa più di zitti, zitti tutti quanti, non bisogna parlare della Gru Ursus e non bisogna che nessuno ci ricordi che siamo delle persone veramente senza nessuno scrupolo, senza nessuna etica, nessuna morale, gente senza, proprio di una schifezza immonda. E questa roba, ovviamente bisogna portare avanti questo teatrino dell'ipocrisia, e così non sarà. Questo sindaco se lo scorda, perché questo sindaco deve mettersi bene in testa che anche se io dovessi schiattare domani mattina su questa gru, per lui appena incomincerebbero i guai, perché ci sarebbe sempre qualcuno dopo di me che porterà avanti fino in fondo questa storia, e questa storia adesso è registrata continuamente, è registrato ogni passo, ogni parola di quello che dice il sindaco, di quello che dicono i suoi odiatori, i suoi giornalisti, la prefettura, la questura. C'è qualcuno che sta registrando tutto, e di questo ne verrà fuori tutta la merda, verrà fuori. E addirittura stanno cercando di creare, anzi so che stanno facendo addirittura una sceneggiatura per un film, per dei libri, cioè per raccontare la merda di questa città. Cioè, perché ormai si sono resi conto che questa storia ha superato i confini della realtà, e non siamo solo ai confini di Trieste, qua siamo proprio ai confini della realtà, e questa storia è veramente pazzesca, di quello che sono stati capaci di fare questi personaggi. Ecco, niente, oggi vi racconto questa cosa, vediamo la piega che prende, e fin dove si spingerà questo galantuomo, questa personcina così a modo del sindaco di Trieste. Buona serata a tutti.